sedere! Salutate il duce, il fondatore dell'impero! Tecnici, lavoratori, oggi, 18 dicembre dell'anno 17° dell'era fascista, nasce con questo semplice rito inaugurale il più giovane comune del Regno d'Italia. Quando 12 mesi or sono appena giunsero qui i primi disegnatori che dovevano tracciare le linee del nuovo comune, essi trovarono una landa quasi completamente deserta, non un uomo, non una casa, non un sentiero, non una goccia d'acqua, solitudine e malaria. Ma ecco, dopo 12 mesi, apparire al nostro sguardo commosso la nuova città, che ha già 12.000 abitanti e ne avrà 24.000 fra pochissimo tempo. È sommamente significativo che l'inaugurazione di Carbonia coincida col terzo annuale della giornata della fede. Risposero all'universale e obbrobrioso sedio societario facendo spontanea offerta dei loro anelli nuziali. Quando un popolo è capace di simili esempi, può guardare fermamente negli occhi chiunque e dovunque. Lavoratori, per quello che avete fatto e per quello che farete, io pongo voi tutti e l'opera vostra solennemente all'ordine del giorno della nazione. A ciascun operaio sarà concesso un premio di lire 100.